Ciao ed eccoci qui per un video di prodotti finiti beauty. Prima di tutto volevo dire che sugli occhi ho fatto un trucco con la Porvida Lolita di KVD Vegan Beauty e sulle labbra ho sempre un prodotto di KVD Vegan Beauty che è un rossetto in stick che è nel nome Mother. Questo qui sarebbe il rossetto in stick. Allora, in questo video volevo parlarvi di prodotti beauty finiti. Iniziamo. Ho provato questa mini taglia, è una taglia che basta giusto per un utilizzo, ed è una maschera purificante dell'Occitane. Sul sito questa maschera purificante è segnata a 5 stelline, almeno quando l'ho presa io. Adesso non saprei dirvi, e vedendo queste 5 stelline mi ha incuriosito prenderla, però vi devo dire che come utilizzo ne ho prese degli altri di questi. Non mi sono fidata di prendere il bottino, quello grande da 100 ml se non sbaglio. Ho sempre preso questa mini porzione, ne ho altre 3 mi sembra di queste mini porzioni, però vi devo dire che non mi sono fatta un'idea precisa se mi piaccia o non mi piaccia. La metto nel ni, perché non saprei, mi devo ancora decidere se mi piace oppure no. Poi un altro prodotto che ho messo nei prodotti finiti, lo getto via perché è inutilizzabile, è questo scrub labbra della Lush, quello il Kiss, l'Honey Kiss, quello è il miele. Praticamente si è completamente indurito, quello che vedete dentro. Adesso forse c'è un po' d'acqua perché nella mia testa ho provato a buttarci dell'acqua a vedere se si scioglieva un po', però è tutto un blocco e non riesco più ad utilizzarlo, per cui lo getto via così com'è. Con quello che costa un risultato del genere non me lo sarei aspettato. Un altro prodotto che ho finito è questo tonico della Now Bay. Praticamente qui c'è scritto che è un tonico, però nelle istruzioni in generale c'è scritto che rimuove anche il make up. Io l'ho utilizzato come un'acqua micellare e vi devo dire che il suo effetto l'ha fatto. Secondo me è riuscito a togliermi anche il make up. Di questo marchio Now Bay adesso da Tigotà e Acqua Sapone ho preso proprio l'acqua micellare. La devo ancora aprire perché ne sto utilizzando un'altra, però vi devo dire che questo marchio Now Bay come acqua micellare mi piace il discorso. Un altro prodotto finito è questa crema mani di questa marca Polar. Questa l'ho trovata nella box di Look Fantastic. Non vorrei sbagliarmi, però mi sembra che questo marchio sia rivenduto anche da Sephora. È una normale crema da mani, niente di eccezionale, ma insomma qualcosa faceva. Mi trovavo le mani abbastanza setose, perché ora come ora sto utilizzando la crema mani della Kiehl's e per me è più buona di questa, mi idrata di più delle mani. Altre 2 cremine, queste qui sono creme del Sol de Janeiro e ne ho di due profumazioni, una più o meno mi sembra definita al caramello se non sbaglio e questa è al cocco. Allora questa qui è un po', non mi piace molto come profumazioni perché ha una profumazione molto persistente, ha una colorazione sul caramello come crema e anche rilascia dei brillantini sulla pelle. Allora il discorso dei brillantini non sono eccessivi e mi potrebbe anche piacere, ma è proprio la profumazione che per un mio utilizzo non mi piace, perché la metto alla sera e durante la notte mi ritrovo ad avere la profumazione un po' troppo accesa e non mi piace. Mentre questa al cocco, questa sì, questa mi piace, ha una profumazione delicata che mi soddisfa. Questa sì, l'ho anche ripresa questa, però in entrambi
entrambi c'è un discorso di ottima idratazione. Questo qui è un olio Dexo Body di questo Espa, trovato sempre nella beauty box di Look Fantastic. Vi devo dire che come olio non mi è piaciuto, preferisco quello della Nuxe, non vorrei dirvi il nome sbagliato, comunque c'è scritto Nuxe e mi piace di più come profumazione e anche forse come consistenza di olio. Questo non mi è piaciuto. Per quanto riguarda l'Occitane ho finito 2 doccia, entrambi buoni. Un punto in più come profumazioni ce lo do all'Arlesien, però entrambi sono buoni. Questo è l'Herbae e questo è l'Arlesien, finiti entrambi. Un altro prodotto sempre trovato nella beauty box è stata questa crema viso che ho finito, era un mini da 10 ml. L'ho utilizzata come adesso che sto registrando i video senza mettermi quella solita che mi metto della Kiehl's quando devo uscire. Ho preferito provare ad utilizzare questi campioncini in questi momenti in cui mi preparo per registrare. E vi devo dire che non è stata niente male. È del marchio Prai, l'ho utilizzata, ho visto che l'ho finita, non ho avuto strane reazioni sulla pelle, per cui mi sono trovata bene. Un prodotto che non mi è piaciuto, sempre trovato nella beauty box di Look Fantastic, è questo olio gel di Rituals. A me non mi piace la consistenza, a me piace farmi la doccia che ci sia schiuma. E questo qui è proprio un olio e fa l'effetto dell'olio, fa una leggera schiumetta ma niente di eclatante, per cui a me sinceramente non mi è piaciuto. Poi altri prodotti che ho provato in questo periodo sono state queste creme della Guerlain, sono campioncini. Allora, il crema giorno e notte sono della linea Abeille Royal, mentre il contorno occhi è dell'Orchidea Imperiale. Allora, come contorno occhi mi è anche piaciuto, a parte il prezzo che ha questa linea Orchidea Imperiale, diciamo che come prodotto l'ho trovato anche buono. Un altro discorso è per queste due creme di questa linea, anche queste super costose, sono creme che costano sui 100-140 euro se non erro, sui vari siti, perché Guerlain è rivenduta in varie profumerie. Vi devo dire che a me non è piaciuta. La crema notte, non è il discorso solo della crema notte o di quella giorno, perché io ho utilizzato sia la giorno che la notte un po' in combo e ho il problema che qui mi arrosso e tendo a spelarmi e con queste non riuscivo a risolvere il problema. Utilizzo la crema della Kiehl's che con 33 euro ne prendo un barattolo da 125 ml, che è quella overnight, e mi risolve il problema, mi calma il rossore e mi spegne l'irritazione di screpolarmi la pelle, per cui queste veramente non le sconsiglio vivamente, soprattutto anche per il prezzo che hanno, non mi aspettavo un risultato così. Poi 2 profumi, entrambi di Bottega Verde. Entrambi sono buoni, se dovessi riprenderlo sarei più propensa verso il sempre estate, che mi è piaciuto, do un punto in più a questo qui che è emozioni floreali, però nell'insieme diciamo mi sono entrambi piaciuti. Ho finito il mio deodorante preferito, questo qui della Sauber, 72 ore di non profumo. Poi, sempre del marchio Sol de Janeiro, ho utilizzato questa mini taglia che sarebbero 90 ml di Shower Gel, è un doccia schiuma. Allora, ha la stessa profumazione di tipo caramello di questa crema, anche vedete che ha lo stesso colore. Come consistenza di questo gel dolce mi è piaciuta, fa la sua bella schiuma. Diciamo che a parte la profumazione sì e anche no,
per il resto mi è piaciuto. Per quanto riguarda la Kiehl's, ho provato questo grapefrutta all'aloe vera e camomilla che sarebbe un esfoliante gentile per il corpo. No, a me non è piaciuto. Sono abituata a fare l'esfoliazione corpo con quei prodotti tipo Frank Body, se non ricordo male il nome, gli scrub al caffè. Con quelli mi trovo bene. Questo qui è troppo delicato e secondo me non fa nessun effetto, che me lo metta o non me lo metta, non mi vedo la pelle esfoliata come vorrei io, anche perché quando utilizzo gli scrub al caffè, oppure anche semplicemente lo scrub della Colistar, che di solito prendo quello alla ciliegia, mi trovo la pelle morbida, setosa. Con questo non avevo nessun tipo di risultato, per cui questo esfoliante della Kiehl's per me è un no. Mentre è un sì il contorno occhi all'avocado e la crema, questa qui Super Multi Corrective Cream della Kiehl's. Sono anni che la prendo, di solito mi dura sui 6 mesi entrambe, per cui quando la finisco la riprendo. Mi trovo benissimo, l'unica cosa è che non prendo, dopo averla provata, quella con la protezione solare di questa, perché su di me la confezione con la protezione solare è una crema più corposa rispetto a questa e non mi dà lo stesso sollievo che mi dà questa, per cui prendo quella senza protezione solare e mi trovo benissimo per un mio tipo di pelle. Comunque questa è una combo che sono anni che uso. Un altro prodotto del che ho terminato, qui ce n'è ancora un po', volevo farvi vedere com'è questo prodotto, il colore più che sia il colore di questo, che sono prodotti alla rosa e questa è la colorazione. Ho preso sia il detergente Oschia, anzi forse il detergente Oschia l'ho trovato su una beauty box, se non ricordo male questo. Sono del marchio Oschia, allora ho voluto fare la combo tra la maschera idratante viso e il suo detergente. Ne ho sentito parlare bene di questo marchio Oschia, ma personalmente non ci vedo niente di eccezionale rispetto ad altri prodotti, che per esempio il detergente scrub viso della Kiehl's con la maschera calendula e aloe sempre della Kiehl's, per me è una combo perfetta. Questo è un ni. Altri due prodotti finiti che penso anche di ricomprare sono del marchio Mulac. Allora, uno è l'SOS maschera purificante, mentre l'altro è il My Day Detox Scrub, sempre per il viso. Vi devo dire che non sono niente male come prodotti. Allora, la maschera ha il 98% di ingredienti naturali, mentre lo scrub ha il 90% di prodotti naturali. Vi devo dire che ci sto facendo un pensierino anche di riprenderli, anche perché mi sono ricordata che l'anno scorso che sono andata al mare mi ero portata dietro questi due prodotti e sotto la doccia farmi un attimino di scrub veloce con questo, vi devo dire che non è stata una cattiva idea portarmelo dietro, per cui quasi quasi ci sto ripensando di riprenderli, specialmente lo scrub. Sempre del marchio Polar, che vi ho fatto vedere prima la crema mani, ho voluto provare l'acqua micellare. L'ho presa sempre da Look Fantastic ed è un ni come acqua micellare, nel senso che su di me strucca, però mi brucia gli occhi, e questa è una cosa che cerco di evitare sui prodotti che metto sugli occhi. Per cui per il momento non credo di ricomprarla, anche perché adesso ne ho prese 2 confezioni di quella della Now Bay e in teoria quelle non dovrebbero bruciarmi gli occhi. Prodotti di Bottega Verde, confezioni natalizie. Allora, del periodo natalizio sono usciti questi bagno doccia, il stupore della neve e questa è emozione dei sogni. Li ho entrambi finiti, i doccia schiuma di Bottega Verde li ho sempre presi, mi piacciono e li alterno anche ad altri, però vedo che li acquisto. Un altro prodotto sempre di Bottega Verde sono i lavamani, in questo caso vi faccio vedere limoni e agrumi, ma anche questi li prendo e li riprendo.
primo prodotto che vi faccio vedere è questo shampoo Wasabi della Lush. Allora, questo shampoo dovrebbe essere una via di mezzo tra il Nude, quella saponetta rosa che servirebbe per fortificare i capelli, e il Big, che è quello shampoo fatto con il sale marino che serve per purificare perfettamente i capelli grassi. Allora, questo dovrebbe essere una via di mezzo tra i due. Cioè, io vi riporto le parole che mi ha detto la commessa quando me l'ha venduto, però per me è un nì, non ho visto nessun risultato, perché se prendo il Big per avere la cute bella pulita, questo è un po' meno pulente. Se prendo il Nude per rinforzarmi i capelli, questo è un po' meno rinforzante, visto che non è che racimoli le energie di entrambi gli shampoo per esserne uno solo. Per me è un po', sì, è tutti e due come mi ha detto lei, però un po' meno di proprietà. Ecco, spero di avermi spiegato. Comunque questo qui è di questo colore verdognolo. Ok, per questo video di prodotti finiti beauty ve ne ho fatti vedere un po', io la smetto qui e ci vediamo al prossimo video, ciao!